man's world. Vai ragazzi, andiamo con la seconda parte. Ho fatto 2 giri senza registrare, prima per il tempo, perché sennò veramente vengono dei video troppo lunghi, e poi perché avevo un attimo di problemi di lag. Adesso ragazzi vediamo la classifica, perché c'è stato qualche ritiro fatalità in questi 2 giri, solito culo comendiano. Allora vediamo, si è ritirato Kvyat, Hamilton e Grosjean ragazzi. Allora, per Grosjean problemi alle sospensioni, incidente per Kvyat e olio per Gigione Hamilton. Ok, ci sono già stati i pit stop, niente, non è cambiato assolutamente niente, quindi non abbiamo perso niente, a parte questi 3 ritiri in un giro, incredibile. E niente ragazzi, continuiamo questa. Alonso 1.48 e 0.42. Nuovo giro, Alonso veramente informissimo ragazzi, Allora, eccoci qua, noi purtroppo siamo sempre all'8º posto e la cosa non è meravigliosa, prendiamo pochi punti. Ho sbagliato, eccolo qua ragazzi, Alfonso, il leader della gara. Tanto che non piove più, però è chiaro che la pista è ancora bagnata. Grandissimo Alfonso ragazzi, Alfonso sta facendo una gara perfetta fino a questo momento, Qualcosa di Manius in secondo molto bene. Bottas, Rosberg, ecco qua ragazzi, Pippo Massa, 6º posto, 8º Hülkenberg, 7º Hülkenberg, 8º Raikkonen, purtroppo non ce la fa, Raikkonen non ha il passo, speriamo in qualche ritiro, ragazzi sarà impossibile portare a casa più punti, Vediamo anche Kobayashi, che qua siamo a rischio Koba, Bianchi 17º, Button 10º, un punticino per la McLaren, Verne 11º, Chilton, gara mostruosa, Sutil, Gutierrez, Perez, Vettel Service, proprio per me Red Bull veramente momento disastroso per la Red Bull. È incredibile, incredibile, ci sono pochi, in questo momento ci sono poche battaglie in pista, Cioè Alonso 10 secondi su Magnussen, però ecco vicino, ecco Valtteri Bottas è vicino a Magnussen, questo forse può essere un duello interessante. Siamo qua Bottas giro record 1.48 260. Okay, pace is good. Look after the tires. Giro record di Rosberg 1.47 605. 22esimo giro ragazzi, siamo nel corso del 22esimo giro. Qua Rosberg ragazzi sta come si dice, sta tenendo alto il nome della Mercedes, perché Hamilton 2 ritiri in 2 gare, c'è una cosa incredibile, veramente incredibile. Ricciardo, 5º posto per Daniel Ricciardo. E qua c'è la lotta con Pippo Massa e Ricciardo, altra lotta che può essere interessante. Sarebbe bello un incidentone di 2 o 3 macchine, però non abbiamo culo purtroppo. Eccolo qua Pippo Massa. Noi vogliamo il ritiro di tutte le macchine davanti e vogliamo vincere con Kimi, che ragazzi Kimi è il nostro pilota, quindi è chiaro che dobbiamo sperare in qualche ritiro. Vediamo qua tra qua purtroppo la pista rimane poi asciutta. Cioè rimane bagnata, scusate, che se non piove più da un po'. Attenzione Massa e Ricciardo, Pippo Massa e Ricciardo. Adesso sono veramente vicine le 2 macchine. Vediamo questo duello tra la Red Bull e la Williams. Motore Renault contro motore Mercedes. La Williams Martini Racing è bellissima ragazzi, una delle livree più belle di quest'anno. Pippo Massa, il vincitore del Gran Premio d'Australia, vuole fare punti anche qua ragazzi, ne vuole fare tanti. Per il momento è 6º e ha fatto anche comunque un errore.
Attenzione, attenzione, eccolo qua il duello, eccolo qua, Bottas supera Magnussen, porca mignotta, eccolo qua il duello, giro record di Rosberg 1.47 e 0.12, ecco il duello qua tra la McLaren e la Williams, attenzione, ce la fa ragazzi, Bottas è secondo, Bottas supera Magnussen, grandissimo, grandissimo Bottas. E che Williams ragazzi, delle Williams incredibili. Eccolo qua il duello dell'altra Williams invece con la Red Bull. Attenzione, attenzione, ci prova Pippo Massa ragazzi, Pippo Massa ci prova, Eccolo qua, può essere qua il sorpasso, può essere qua il sorpasso. Ricciardo forse chiude la porta. Non ce l'ha, mamma mia cosa ha fatto Ricciardo, si è salvato veramente con una manovra veramente al limite, Manovra al limite. Comunque ragazzi già è più caldo qua, la pista è più asciutta ragazzi, la pista è più asciutta, sì, infatti è più caldo. E la traiettoria è già molto molto più asciutta. Saremo a vedere se sarà il cambio gomme. Ancora Massa, ragazzi, questo è il duello più bello tra Massa. Intanto vediamo Raikkonen è sempre qua purtroppo indietro, non c'è niente da fare. Questo è il duello più interessante in pista in questo momento, ragazzi, tra Ricciardo e Super Pippo Massa. Anche qua ragazzi comunque è più asciutto. Mancano ancora 13 giri, vediamo. Può succedere di tutto ragazzi a Sepang. Sì, la pista si sta asciugando comunque, la cosa è abbastanza ufficiale. Il giro record ancora di Rosberg fu 1.46.906. Qua Massa, si vede che Massa vuole assolutamente provare il sorpasso, però deve stare anche attento perché Ricciardo è un osso veramente duro. Ecco Pippo, ecco Pippo, ecco Pippo che ci prova ragazzi, Massa ci prova ancora, vediamo. Niente, non è la distanza giusta per provare il sorpasso, ma attenzione, forse prova all'interno, Ricciardo ha un po' sbagliato la traiettoria. Mamma mia, stanno anche rallentando, sta arrivando anche Nicolino Hülkenberg. Attenzione, ancora Pippo che ci prova ragazzi, che duello tra la Toro Rosso e tra la Red Bull e la Williams. Vediamo se ci prova all'esterno, e ancora Ricciardo si salva, mamma mia che duello, questa è la Formula 1 che vogliamo ragazzi. Questa è la tipica e classica Formula 1 comendiana. È incredibile ragazzi. Ricciardo va alla grande e Vettel va malissimo, cioè è veramente impressionante questo inizio di campionato. Attenzione ancora Pippo, mamma mia che duello, ce la fa, non ce la fa ancora, è pazzesco ragazzi, mamma mia cosa sta succedendo a Sepang ragazzi, tra Ricciardo e Massa, qualcosa di incredibile, qualcosa di incredible. Ancora Massa ragazzi, non ci sta Massa, vuole il sorpasso, ma sta arrivando anche Nicolino Hülkenberg. Vediamo il duello dal punto di vista di Hülkenberg. Eccoci qua, stiamo sul camera car di Super Pippo Massa. Attenzione, ecco ancora di Rosberg, 1.47, 197, Rosberg scatenato adesso, attenzione Pippo, attenzione Pippo! E ancora non ce la fa, mamma mia, slittatina di Ricciardo. Pippo sta tentando in tutti i modi di sorpassare Ricciardo, ma Ricciardo si sta salvando veramente con le unghie e con i denti. Eccolo qua, e Massa ce la fa. Pippo Massa al 25esimo giro riesce a superare Ricciardo, ragazzi. Le Williams sono veramente incredibili. E adesso ragazzi c'è anche Nicolino Hülkenberg. Dopo andiamo un po' su Raikkonen, anche se siamo un po' in depressione perché Raikkonen sta facendo cagare. Quindi pochi punti, se arrivano pochi punti. Attenzione Hülkenberg. Grazie, la traiettoria è un po' più asciutta però ancora da bagnato, Eccolo qua Raikkonen, a 9 secondi da Hülkenberg ragazzi, ormai per Raikkonen c'è soltanto la possibilità di arrivare ottavi salvo i ritiri davanti. Prestazione non esaltante di Kimi Raikkonen.
Coba, Button, Bernie, Bianchi 17esimo, Chilton 12esimo, Sutil 13esimo Gutierrez, 15esimo Pert, 16esimo Sebastiano, Alonso ragazzi in fuga. Alonso sta doppiando Vettel, incredibile, no Fioi, Donnot Parol pure. Giro record di Bottas 1.46, 327, si sta abbassando sempre di più il tempo sul giro. Alfonso veramente gara perfetta, 12 secondi da Bottas, veramente un Alfonso meraviglioso. Eccolo qua Bottas. Magnussen terzo, molto bene anche la McLaren di Magnussen. Poi c'è Rosberg quarto, che ragazzi Rosberg comunque sta facendo tempi sul giro veramente incredibili, passo gara devastante. Però comunque è quarto. Poi abbiamo sto Maldonado doppiato, Pippo Massa quinto. Ricciardo, ecco questo è l'unico duello in questo momento in pista ragazzi, tra Nicolino Hülkenberg e Ricciardo, vediamo cosa succede. Noi abbiamo bisogno di qualche ritiro davanti per qualche punticino in più. Dobbiamo avere fortuna, speriamo bene ragazzi, speriamo in un po' di culo cumendiano, ce n'è veramente bisogno ragazzi. Come benzina hanno tutti gli stessi carichi, sì ok. Dai, provaci Hülkenberg, un bel sorpasso con incidente e ciao, tutte e due fuori. Vogliamo il doppio ritiro, comunque la Williams già se n'è andata dalla Red Bull, proprio il passo diverso, passo proprio diverso. Attenzione. La Force India vuole veramente... La Bottas ancora 1.45, 7.34 ragazzi. 1.45, 7.34. Rosberg 1.45, 649, ma veramente, cioè, pazzesco ragazzi. Bottas e Rosberg i più veloci in pista in questo momento, Sono veramente i più veloci. Niente, anche qua comunque un duello, sono ancora lontano. Hülkenberg, Massa 1.45, 5.28. E qua duello tra le due Sauber. Duello tra le due Sauber per le posizioni molto più indietro. Eccolo qua Alfonso che supera Vettel, doppiato Vettel. 11 secondi tra Alonso e Bottas, ha perso un secondo Alonso per il doppiato. E niente, adesso è un momento della gara un po' così, nel senso non ci sono duelli emozionanti e purtroppo il nostro Kimi è indietro, questo vi fa girare veramente i maroni, Niente, continua a perdere, non c'è niente da fare. Proprio la Ferrari di Kimi poco competitiva purtroppo. Qua Hülkenberg purtroppo indietro per tentare un sorpasso. Sarà molto dura tentare un sorpasso per il tedescone della Force India. Bottas 1.45 e 393 comunque. Stiamo un po' su Pippo Massa che ha vinto il Gran Premio d'Australia. Con questa classifica Alonso è nel primo e secondo e primo posto, cazzo. C'è un Alonso scatenato. Veramente scatenato. Maldonado sta facendo una gara bellissima, veramente. Maldonado ultimo del primo giro. Qualcosa di devastante. Posizioni ben delineate comunque. Vediamo un attimo, 28 giri, Alfonso primo, Bottas, Magnussen, Rosberg, Massa, Ricciardo, Hülkenberg, Raikkonen, Kobayashi, Button, Vergne, Chilton, Gutierrez, Pert, Sutil, Vettel, Bianchi, Maldonado, ritirati, Grosjean, Hamilton, Kvyat e Ericsson. Questa è la situazione nel corso del 28esimo giro. Guarda, qua è asciutto, qua c'è asciutto.
è molto più asciutto rispetto a inizio gara, chiaramente. Sarebbe bello... Attenzione, attenzione. Testa coda di Gutierrez. Testa coda di Esteban Gutierrez. Se stare anche attento Alonso perché c'è... Non lo deve doppiare. Mamma mia, se era un po' più vicino erano cazzi, ma li si beccavano. Sempre colpisce con questa pioggia, è così ragazzi. Qua bandiera blu, attenzione, bandiera blu per Gutierrez, si deve liberare, si deve lasciare spazio a Gigione. Sventolando bandiera blu, parapi, parapapapapa. Qua adesso Alonso deve assolutamente superarlo, ma il fatto è che è ancora indietro. Non so se qualche duello, per adesso poco. Maldonado, ai box, attenzione, vediamo. Vediamo se cambia le gomme. No, non cambia le gomme. Sì, cambia le gomme! Cambia le gomme! Cambia le gomme! Cambia le gomme Maldonado, attenzione, forse ci possa essere ancora di pit stop. Maldonado tenta la gomma asciutta. Attention please. Gomma asciutta per Pastor Maldonado. E adesso vediamo se sarà un cambio gomma. Vediamo se qualche altra macchina. No, nessun'altra macchina per il momento alla sosta ai box. Adesso vediamo, qualcuno ha tentato la gomma, sì, aveva Maldonado che è ultimo, per carità del Signore, però intanto adesso vediamo, i tempi di suo giro sono sempre più bassi, chiaramente. Eccolo qua il leader, Fernando Alfonsino. Andiamo un po' sul leader della gara ragazzi. Un grande Alfonso. Prestazione maiuscola del talento di Oviedo. So, comunque insomma la pioggia se n'è andata, la cosa è troppo ufficiale, nel senso in certi punti comunque la traiettoria è asciutta, non asciuttissima, però sicuramente non da gomme da bagnata estremo. Maldonado ha fatto un rischio secondo me, adesso vediamo, sono proprio curioso di capire. Comunque mancano pochi giri, 6 giri alla fine ragazzi, ormai la gara è nella fase finale. Bottas secondo. Ecco il buon Magnussen. Cazzo. Rosbiff ha recuperato tantissimo, mamma mia Rosbiff. Rosbiff punta al podio questa gara. Grande Rosbiff. Il nostro Kimi purtroppo ottavo. Niente da fare. 10 secondi da Hülkenberg. Gara anonima purtroppo. Gara anonima per Kimi. Pit lane Bianchi. E anche lui prova le gomme d'asciutto. Ma staremo veramente a vedere, sono un po' curioso di capire che cazzo di scelta è. Eccolo qua Alfonso ragazzi, Alfonsino. Alfonsino è bello carico. Sono un po' Madonna, ci sono un po' ridoppiati qua. Adesso qua c'è Sebastiano ragazzi che è con Bottas, anche qua bandiera blu per il 4 volte campione, si sposta correttamente, bravo Vettel, bravo Seba. E qua ragazzi è arrivato Nicolino Rosbiff. Nicolino Rosbiff contro Magnussen, questo può essere un bel duello in questi ultimi 5 giri, veramente un bel duello, vediamo se Rosbiff riesce a portare a casa il sorpasso su Magnussen.
Parapapapapapapa. Grazie, è un inizio di stagione veramente incredibile, tantissimi colpi di scena, da un Vettel disastroso a un Hamilton addirittura 2 ritiri, cioè 0 punti per Rosberg e per Hamilton e Vettel, veramente, cioè, una cosa abbastanza incredibile, anche perché i compagni di squadra, Ricciardo e Rosberg, non stanno andando male, è veramente pazzesco. Alonso devastante, Massa bene, le Williams veramente bene, Raikkonen così così questo inizio di mondiale. Il commento veneziano, insomma, è un quarto e forse un ottavo posto, speriamo a sto punto. Almeno muoviamo la classifica, ecco, però è chiaro che è dura in questa modalità telecronaca kumendiana. Questo deve essere veramente il duello più interessante, però ancora Rosberg non è vicinissimo, qua sì, adesso vediamo. Nel rettilineo si Rosberg riesce a prendere la scia. Sicuramente la Mercedes ha una marcia in più rispetto alla McLaren. Vediamo Rosberg con la qua la scia rosberghiana. Eccolo qua Rosberg, attenzione, piccolo errore, piccola sbavatura, ma Rosberg con classe si prende la terza posizione. Un grandissimo Nicolino, un Nicolino nicoloso. Bravo Rosberg. Qua c'è il duello tra Ricciardo e Hülkenberg, perché però Hülkenberg non ha il passo per tentare il sorpasso, scusate il gioco di parole. E qua c'è Kimi Raikkonen, che è sempre ottavo. Button decimo. Eccolo qua Alonso con i doppiati. Mamma mia, è sempre un momento pericoloso quando c'è la pista bagnata. Se Alonso perderà qualcosa chiaramente perché ha 2 doppiati che sono anche in lotta, cioè non so se sono in lotta, però mamma che adesso si spostano chiaramente correttamente. Eccoli qua, attenzione, oh Alonso, rischio per Alfonso con i punti costruttori mi servono per il Kumenda Racing Team. Eccolo qua Alonso, molto bene, molto tranquillo. Molto tranquillo, Alonso supera anche Sutil. 3 giri ragazzi, 3 laps. Tre giri alla fine di questa gara sensazionale. Soprattutto per Alonso ha fatto veramente una gara incredibile, non ha sbagliato nulla per il momento, Invece per il resto purtroppo, allora Alonso, Bottas, Rosberg, Magnussen, Massa, Ricciardo, Hülkenberg, Raikkonen, Kobayashi, Button, Vergne, Perez, Chilton, Sutil, Gutierrez, Vettel, Bianchi, Maldonado, ritirati Grosjean, Hamilton, Kvyat e Ericsson. Cioè, mamma mia, quanti secondi ha preso Raikkonen, porca mignotta, oh. Niente, qua ormai penso che anche ritiri sarà dura, davanti, vabbè. Pazienza. Qua Alonso deve doppiare chiunque. Che Alonso però. Che Alonso ragazzi. Stiamo sul leader ragazzi. Se lo merita il talento di Oviedo. Il campione delle Asturie. Con la sua bandiera celeste e gialla. Qua si deve superare anche il buon Chilton, ha fatto una gara sensazionale, Max Chilton. Eccolo qua, e supera tranquillamente anche Chilton. 7 secondi tra Alonso e Bottas, chiaramente ha perso un po' di tempo Alonso, ma anche Bottas deve doppiare tutti questi qua, quindi alla fine Alonso può dormire sonni tranquilli al 95, al 98%. È primo dopo l'ultimo giro, Prestazione veramente da incorniciare, comunque. La Ferrari c'è con Alonso, peccato, Raikkonen sicuramente ha fatto una gara negativa, arrivano pochi punti, vabbè.
4 punticini per il veneziano. Ci sono ancora tante gare. Alonso veramente perfetto. Cambio gomme comunque è stato solo di 2 macchine, proprio così, hanno provato, ma ci sono stati risultati. Attenzione, ricomincia a piovere, pazzesco, ricomincia a piovere in questa parte del tracciato. Quindi scelta sbagliatissima da parte di Maldonado e Bianchi. Ha ricominciato a piovere, ragazzi, veramente il monsone malesiano è tornato. Che gara, ragazzi. Una gara incredibile. Adesso vediamo qua, è cominciato a piovere, clamoroso. Qua sorpasso tra compagni di squadra. Guarda che roba, guarda che bello. 2 Sauber e 2 Marussi, è pazzesco. Vabbè, qua raddoppiato. Alonso è vicinissimo, ragazzi. Ha il primo successo stagionale dopo il secondo posto di Melbourne. È tornata la pioggia. Il nostro Kimi ottavo. Guarda cosa è arrivato in... è proprio la Malesia, ragazzi, in 3 secondi diluvio. Mamma mia. Veramente incredible. Incredible. Pazzesco. Cos'è la Malesia? Cos'è la Malesia? Monsoni malesiani. Per il momento tiene anche con le gomme diverse, però è chiaro che non può tenere troppo. Il nostro Kimi qua, che depressione però, che depressione. Kobayashi nono, veramente è una cosa mostruosa il Koba, eh. Grande Koba. Batto cerca di prendere un altro punticino per andare a 2 punti. Però a questo punto stiamo sul leader. Team radio per Alonso, che inizia l'ultimo giro. Ultimo giro per Alonso. Sta maturando per la Ferrari il primo successo stagionale. Con questa vittoria Alonso sarà il primo posto nella classifica piloti. Un Alonso perfetto dal primo all'ultimo giro. Sempre primo, sempre perfetto. Sette secondi e 4 da Bottas, anzi 7 secondi e 5. In quest'ultimo giro, in questi ultimi 2 giri è cominciato a ripiovere di brutto. Ma ormai, ragazzi, la vittoria è nelle mani di Super Fernando Alonso. Se per il Kumendone, per Raikkonen, pochi punti. Prestazione sottotono, pezzenza e peccato. Prossima gara, la decisione sarà tra Alonso, Hamilton e vediamo un po', Alonso, Hamilton e Vettel. Però è chiaro che insomma sarà dura avere come opzioni Vettel con queste 3. Maldonado 1.45 313, pazzesco, con le gomme da asciutto. Ancora non si è bagnata la pista, pazzesco, incredibile, perché la traiettoria è ancora asciutta perché piove. Adesso tra un po', se la gara continuava si tornava la pioggia, però Maldonado alla fine ha portato a casa il giro record alla fine. E intanto, ragazzi, Alonso va a vincere, bandiera a scacchi per Fernando Alonso, winner, giro record che di Bianchino 43.636, ma poco importa. Fernando Alonso va a vincere il Gran Premio di Sepang, Malesia. Well done, brilliant drive, brilliant, you deserve that, well done. Yeah, beautiful! Woo! Yeah, we had that one! We really had
La gioia incredibile. Team radio per Alonso. Andiamo a vedere il nostro Raikkonen. Un ottavo posto un po' così, ma meglio ottavi che ultimi. Eccolo qua il Fonsino. Il Fonsino, Raikkonino. Ottavo posto, 4 punti per Veneziano e per Kimi Raikkonen. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Dopo il video la classifica aggiornata. Ciao! Bella raga, ciao a tutti dal commendone veneziano. La classifica dopo 2 gare, mi sono dimenticato di mettere la McLaren sulla classifica costruttori della prima gara, scusate. Comunque Fernando Alonso 43 punti, Felipe Massa 35, Nico Rosberg 27, Valtteri Bottas 26, Ricciardo 21, il commendone veneziano 16, Nico Hülkenberg 14, Kevin Magnussen 12, Daniele Kvyat 10, Kimi Raikkonen 8, Jean-Éric Vergne 2, Kamui Kobayashi 2, Sergio Perez 1, Jenson Button 1. Da sottolineare fuori Hamilton e Vettel della classifica dopo 2 gare, incredibile. Classifica costruttori, Williams, Martini Racing 61, Ferrari 51, Kumenda Veneziano Team Racing 41, Mercedes 27, Red Bull 21, Force India 15, McLaren 13, Toro Rosso 12, Caterham 2. Raga, un saluto da Kumenda Veneziano. Kumenda Veneziano, Kumenda Veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda Veneziano, Kumenda Veneziano, Kumenda Veneziano, lo youtubers italiano.